Ci troviamo a Usago, a frazione di Travesio, dove c'è il Coopers, che è un birrificio, diventato birrificio nel 2000. Abbiamo tanti progetti, uno già realizzato, la produzione della birra. Noi abbiamo aperto nel 96 come pub irlandese, abbiamo visto questa passione della gente per la birra e Walter ha voluto produrre un prodotto suo e naturale, lo produciamo qua, lo conserviamo nel freddo, lo serviamo direttamente qui e quindi dalla produzione al consumatore finale diamo solo la materia prima senza dover ricorrere a conservazione per poterla trasportare o altro. La travasiamo nel tank di spillatura e quindi la birra passa dal tank di spillatura al bicchiere del consumatore senza nessun tipo di passaggio ulteriore. La nostra birra ha solo acqua, malto, luppolo e lievito, non ha nessun additivo. I conservanti naturali sono il buio, la temperatura e la mancanza di ossigeno. In Friuli, rispetto magari a altre regioni d'Italia, avevamo un po' di tradizione asburgica della birra e soprattutto prima della guerra c'erano tanti birrifici. Poi con questo discorso dell'autarchia, del fascismo, ha messo delle tasse, ha messo delle burocrazie e ne sono morti tanti. Però c'era nel primo Novecento una tradizione di birrifici qui. Comunque c'è stata una forte evoluzione. Negli ultimi 20 anni si è abbassato tanto il consumo di vino in Friuli come in tutta Italia e invece il consumo di birra comunque è entrato nel quotidiano delle persone, ma soprattutto uno fino a 20 anni fa beveva la birra e la vedeva come un monoprodotto. Adesso invece si capisce che la birra può avere tante sfumature, può essere fatta in modo diverso, accompagnata al cibo, mentre prima magari veniva vista come bevanda estiva. Invece adesso sempre di più è sulle tavole dei ristoranti. Riuscire a inserire anche la materia prima di nostra produzione. La materia prima di partenza è l'acqua e il malto d'orzo, perché si può maltare tanti cereali, noi usiamo solo il malto d'orzo. Li prendiamo da una malteria tedesca, è difficile quantificare a priori. Dovremmo riuscire ad avere una coltivazione dell'orzo e possibilmente fatta assieme a altri agricoltori perché vorremmo passare al metodo biodinamico e quindi ci vuole la rotazione dei terreni e ci vuole la disponibilità perché noi abbiamo dei terreni ma limitati e per questo penso che il nostro progetto può andare a buon fine se troviamo delle collaborazioni. Questo progetto si integra in un altro progetto dove vorremmo produrre anche prodotti per la ristorazione. Forse non tanto per la produzione della birra, è stato soprattutto nei primi anni un punto di ritrovo dei ragazzi dei paesi del circondario, non so, del circondario di 20-30 km. Poi invece c'è stato un passaggio verso la ristorazione, quindi siamo diventati un locale trasversale, cioè arriva il bambino di 5 anni a fare il compleanno, arriva il nonno di 80 a fare il compleanno. Quindi c'è stato nel nostro locale una grande trasformazione. Prima era un pub, quindi un locale dove la gente veniva solo a bere e a stare assieme, adesso è diventato un ristorante però informale dove raccoglie tutte le età e tutte le tipologie di persone. Diciamo che ci vorrebbe ancora più collaborazione, ma questo parte anche da noi come gestori, verso tutte le varie, non so, Proloco, istituzioni, ci dovrebbe essere più una collaborazione fra le parti, ma magari essendo friulani siamo un po' meno predisposti al relazionale, impareremo.